Salve ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay, di questo nuovo game. Oggi ci ritroviamo su Syndicate, un game davvero molto intrigante, appartenente a un'era futuristica. Ma non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo immediatamente la nostra campagna. Ok, nuova partita. Sì. Selezioniamo una difficoltà normale e iniziamo. Eccoci proiettati nel futuro. Anno 1900... no. Nell'anno 2017... ecco. La più grande fusione aziendale del mondo porta alla nascita di Eurocore. La compagnia fa da apripista nello sviluppo di un impianto biodigitale, il chip DART. Grazie all'adrenalina, permette all'utente una connettività insuperabile con il Dataverse, rendendo tutte le periferiche digitali di fatto obsolete. In un mondo dominato da gigantesche multinazionali, le nazioni perdono rilevanza. Wow. La popolazione mondiale sale a 15 miliardi di persone. Mamma mia. Il 57% è collegato via chip alla coalizione preferita. Tutti gli altri sono digitalmente dimenticati. Wow. Lontani dagli occhi e dai pensieri. Lo spionaggio industriale raggiunge vette mai toccate. Molti agenti segreti lavorano al servizio delle coalizioni. Eccoci. Tu sei uno di questi eletti. Un agente. Qua Syndicate. Siamo nello stesso anno di anno 2070 ragazzi. Più o meno lì. Ecco 2069 e 2070. Solo che qua ci troviamo a New York. Vediamo se troviamo a C3PO e al professorone. Ok, vediamo la nostra avventura. Iniziamo. Dove siamo? Mi sa che l'audio è però troppo alto. Siamo legati a qualcosa. Sì, forse è troppo alto. Audio. Ok, vediamo se può andare bene adesso. Ecco, già può andare meglio. Dove siamo? Ma che siamo? Legati a una sedia elettrica? Ricevuto, quartier generale. Inizio la procedura di risveglio. Ok, vediamo. Ehi, bel risveglio! Sistema chip DART 6.1, avvio. Bel risveglio, pezzo Ok, di merda. è ora di svegliarsi. Ok. Ancora! Non potevi svegliarmi in un altro modo. Potevi portare un caffè. Benvenuto al sistema chip DART 6.1. Un caffè mi potevi portare, no? A pugni mi ha preso sto stronzo. Premi mouse Ehi, 3. c'è nessuno? Ci sono, pezzo di merda. Avvio sovraimpressione DART. Gli abbiamo fatto saltare la sua dentiera. Ok. Sleghiamoci. Vediamo, dai. Spaccale queste catene. Ok. Ah. Alziamoci. A tutte le unità, il soggetto è operativo. È operativo. Ehi, che è successo? Ehi. Abbandona immediatamente quest'area. Ok, lo faremo. Però l'audio è ancora alto, quest'audio di cacca. Rompe sempre le scatole, mettiamolo ancora un po' più basso. Ok, perfetto. Allora, vediamo un po'. Abbiamo questo chip in testa praticamente. Le attrezzature... Vengono a prenderti, Kilo. Kilo ci chiamiamo. Le attrezzature futuristiche sono adiacenti al periodo. Quindi vediamo un po' se troviamo qualche cosa. Siamo praticamente in grado di riconoscere tutto ciò che ci circonda. Le sedie, la pizza a terra, questo stronzo che è qui. Vediamo un po' se troviamo qualche cosa, qualche arma magari. Vediamo. Qua non c'è nulla. Andiamo avanti. Continuiamo. Ehi, ci sparano. Ci sparano. Non abbiamo armi, abbiamo qualcosa, non abbiamo niente. A mani nude. Paio. Andiamo. Maiusk, scattare. Bene. CTRL per scattare e scivolare. Giù! Maledetti figli di Troia, no! Ma che mira hanno? Allora, spazio mentre avanzi per oltrepassare. Bene, aprire con F. Dobbiamo implementare una certa forza. Dai, forza alla Hulk.
ai 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 ai. Andiamo. Rilevata debolezza strutturale. Consiglio l'uso di forza bruta nell'assalto. Ok, io riesco a muovere per abbattere la porta. Eccolo. Wow, guardate un po', ragazzi, gli abbiamo spaccato la testa in due. Ci siamo buttati dal quinto piano. Avanti, alziamoci. Liquidazione. Certo, li abbiamo liquidati, per bene. Hanno qualche arma? Vediamo. Ehi, è ancora vivo? Wow. L'abbiamo ammazzato. C'è una pistola. Wow, la prima arma. E qua c'è qualche altra cosa, un'altra arma. Vediamo un po'. Tieni premuto mouse 2 per mirare e mouse 1 per azionare l'arma. Perfetto. Abbiamo praticamente una descrizione dettagliata di tutto ciò che abbiamo intorno. Bene, quindi dove dobbiamo andare adesso? Proseguiamo verso qui. Ok, proviamo a utilizzarla. Ecco, qua c'è un catenaccio. Ok, l'abbiamo distrutto. Entriamo. Andiamo. Cerchiamo una propaganda. Cos'è questa nuova funzionalità? Vediamo. Col coinvolgimento di almeno un agente. È un uomo. Come sempre suggeriamo ai consumatori di Eurocop di evitare categoricamente i vasti. Andiamo. Cosa c'è qua dentro? Raccogli. Log personale, visualizzare. Una mail. Autorizzazione sconosciuta, voce di registro, bla 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 bla. Continuiamo, andiamo avanti, vediamo cosa c'è. Non andiamo via. Ah, praticamente con questa modalità propaganda possiamo riconoscere gli oggetti che ci interessano. Siamo praticamente avvolti da una tuta. L'uscita è chiusa. La rete elettrica locale è offline. Ok. Riattiva la corrente. Obiettivo, riattiva la corrente. Bene, come facciamo a riattivarla? Probabilmente dovremmo salire al piano superiore. Andiamo. Controllo rete elettrica rilevato nelle vicinanze. Ehi, c'è qualcosa, ragazzi. Maledetto. Faccia di merda, muori. Bene. Ci ha allenato Clint Eastwood. Siamo la mano destra del diavolo. Andiamo. Abbiamo ucciso. Hanno qualcosa? AP3 sono i proiettili della nostra arma. Attiva la corrente. Ecco qua. Dobbiamo fare una certa forza. No. Bene. Ok. Qua c'è qualcosa. Apriamo. Si può aprire. Chiuso. Rete elettrica principale riattivata. Perfetto. Scappa dai bassi fondi. Andiamo verso i quartieri alti. C'è qualcuno? Dov'è? Ah, eccoli. Ah, ti uscì dalla destra che vi ammazzo. Ehi, non escono dalla destra, sono intelligenti. Devo andare a scovarli io. La sovraimpressione DART evidenzia le posizioni Ecco dei dietro nemici. un riparo. Maledetti. Dove sono? Non escono, eh? Ai soldi? Io credo di pensare alla vita più che ai soldi. Ok, che ha questo bandito qui. Ehi. Ok, l'abbiamo fatto secco, ragazzi. Andiamo avanti. Hanno sempre questi stupidi proiettili della pistola. Wow. Andiamo avanti. C'è uno zoppo qui. Vediamo un po'. Qua c'è qualcosa che ci interessa. Una bombola può essere utilizzata per far scoppiare qualcosa. Ehi, ce n'è uno. Una specie di modalità adrenalina. Maledizione. Oh, ci stiamo uccidendo. Forza con lo spirito di Clint Eastwood. Dai, la mano destra del diavolo. Eccolo. Wow, guardate che forte questa modalità. Param. Molto belli questi colpi, ragazzi. Solo 2 colpi. Dobbiamo pensare qualcosa di diverso per distruggerlo.
Vediamo se questo ha qualche colpo. Ehi, che cos'è? Che cos'è? Un fucile, nuova arma trovata. Tab per visualizzare, vedete c'è una sorta di descrizione virtuale della nostra arma che abbiamo appena presa. Informazioni, possiamo vedere il produttore, i proiettili, il peso, 8,3 kg, il modello anche. Praticamente è un fucile d'assalto, c'è anche la storia, la trama, dove è stato creato, bla 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 bla. Però a noi ci interessa praticamente come far secchi i nemici. Allora c'era qualcuno qua da queste parti. Ok, utilizziamo praticamente il nostro mirino laterale. Qua c'è qualche altra cosa, un altro fucile del genere. Qua c'è la nostra pistolina. Le bottiglie di birra le possiamo anche lasciare a terra. Nuove informazioni, località New York. Siamo all'interno di New York. Bene, New York costituisce l'area urbana più ampia e popolata, bla 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 bla. Bene, continuiamo. C'è qualcosa qui, un po' di luce. Altri proiettili del nostro fucile. Qui c'è uno stecchito a terra. Andiamo. Maledetto. Ehi, sono ancora vivi. Ancora vivo. Non riesco a ucciderlo, maledetto. Ok, mi sembra ancora... mi sembra migliore della nostra arma che abbiamo preso prima. Bene, raccogliamo le ultime munizioni e andiamo avanti. Cosa c'è qui? Niente, questo mi dispiace, non siamo riusciti a salvarlo. Andiamo avanti. Ci sono ancora delle bombole. C'è qualcuno qui? Dov'è? Oh, attenzione. Ce n'è un altro. Il fuoco secondario del fucile Kusanagi può perforare i ripari Wow, leggeri. questo secondo mirino può perforare i ripari. Ehi, spara colpi di cannone. Guardate che forza. Eccolo qui. Sparo leggero, gli abbiamo perforato la gabbia toracica. Ok, andiamo, cambiamo fuoco. Mettiamoci le nostre solite munizioni. Ai. Cannone, palle di cannone. Qual è la cosa di questa combinazione? Maledizione. L'abbiamo ucciso? Mi sa di sì. Possiamo vedere l'icona là in alto. Andiamo avanti, saliamo. Questo l'hanno ucciso. È un gioco davvero molto bello, molto dettagliato. Ehi, che è successo? Fammi entrare. C'è qualcuno che urla. Ehi, ho visto l'icona. Ok, l'abbiamo ucciso. No, è un gioco davvero molto bello, molto ben dettagliato, ambientato in questa nuova era, molto caratteristica, molto interattiva. Ovviamente continueremo la nostra saga nei video successivi. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo nuovo gameplay, quindi di questa nuova saga. Nascondiamoci dietro questa porta e nella parte successiva continueremo a far fuori questi stronzi che si ritrovano lì. Ecco là, già ne abbiamo un altro. Bene, vi saluto dal nostro Kilo, questo nuovo personaggio, e ovviamente un saluto da Edro Van Helgen. Mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.